benvenuti, oggi è giovedì 10 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20. La luna sorge alle 19:17 e cala alle 3:42. Oggi si celebra San Lorenzo. Il nome Lorenzo viene dal latino Laurentius, abitante di Laurento, antica città del Lazio. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è l'arancione, la pietra è il berillo e il metallo il ferro. Chi non odia le punture di zanzara? Oh, non c'è repellente che tenga e quei prodotti alla citronella sembrano non funzionare mai. Ma state tranquilli perché abbiamo il rimedio perfetto per voi. La pasta di bicarbonato di sodio. Questo rimedio naturale vi farà dimenticare in un attimo l'irritazione delle zanzare. Ecco come fare. Prendete una piccola quantità di bicarbonato e aggiungete un po' di acqua. Mescolate fino a ottenere una pasta densa e omogenea e voilà, siete pronti. Applicatela sulla zona colpita e lasciatela agire per qualche minuto. Poi risciacquate con acqua tiepida. Sentirete un immediato sollievo e potrete finalmente godervi la vostra estate. Sono 63 le candeline per l'attore spagnolo Antonio Banderas. Inizia la carriera a Madrid come modello, quando viene notato dal regista Pedro Almodóvar, che lo avvia nel cinema. Poi sbarca negli Stati Uniti, partecipando a film di rilievo come La Casa degli Spiriti e Philadelphia. Il suo ruolo più popolare è legato al celebre giustiziere mascherato ne La maschera di Zorro. Festeggia 58 anni Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva e showgirl, cantante e ballerina, è stata lanciata da Pippo Baudo. Ha condotto numerosi show televisivi per un periodo in coppia con Marco Columbro. Infine oggi compie 50 anni l'ex calciatore argentino Javier Zanetti. Con 858 presenze con la maglia nerazzurra detiene il primato nella storia dell'Inter, club col quale ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Appese le scarpe al chiodo ha assunto la vicepresidenza della società nerazzurra, mentre il club ha ritirato la maglia numero 4. È il 10 agosto del 1910. Nel Duomo di Benevento viene ordinato sacerdote Francesco Forgione, il giovane Fra Pio, originario di Pietralcina. Non ha ancora 24 anni, ma il vescovo decide di fare un'eccezione. Dopo 4 giorni celebra la prima messa. Il trasferimento al convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo nel 1916 segna l'inizio della sua parabola spirituale, culminata nella canonizzazione nel 2002 da parte di Papa Giovanni Paolo II. Vi svelo una curiosità che riguarda il santo di oggi, Lorenzo, è quella che è nota come la notte delle stelle legata proprio al suo nome. Secondo la tradizione, San Lorenzo è stato arso vivo su una graticola, facendo nascere così la credenza che lo sciame delle Perseidi fosse la testimonianza delle lacrime versate durante il martirio sui tizzoni ardenti. Dall'interpretazione religiosa scaturisce anche l'usanza di esprimere un desiderio ogni volta che si osserva una stella cadente, nella speranza che la richiesta sia vera per intercessione del santo. Ma vediamo cosa ci dicono oggi gli astri con il nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12, una spiritosissima e comunicativa luna in gemelli oggi fanno fare pace a tutto lo zodiaco, riuscendo a fare comunicare i segni zodiacali in una maniera più serena. Vediamo come. Ariete, comunicazione brillante e soprattutto efficace, ma luna in gemelli, quindi siete già in viaggio o state per andare, in qualunque modo sia. Buon viaggio! Toro, luna oggi in seconda casa, visione delle cose lucida, chiara e soprattutto un discorso chiarificatore che finalmente vi farà gioco nelle vicissitudini lavorative che sembrano avere una speranza di soluzione prima di andare in vacanza. Gemelli, finalmente la luna oggi finisce di essere dispettosa e non vi destabilizzerà più, anche se un carico di emozione con la quadratura a Saturno potrebbe aiutarvi ed educarvi a controllarvi.
giornata serena se la metterete su una frequenza un po' più intellettuale. Cancro, luna oggi potentissima per voi visto che è nel vostro 12° campo, quindi sogni, emozioni e forse un desiderio di contrazione. Le stelle vi avevano raccomandato di non esagerare nella vostra manifestazione dell'io. Cercate quindi adesso oggi di mettere in analisi tutta una serie di vostre movenze, soprattutto nelle relazioni. Leone, la luna ha fatto il suo danno, ha un po' rimestato le acque ed ora fate i conti con tutto quello che ne consegue. Avrete bisogno di parlare con un amico e confrontarvi per avere una lucida visione dei sentimenti che in voi stanno scorrendo. Si è trasformato qualcosa? Prendetene atto, non è un peccato. Vergine, oggi giornata molto nervosa perché la luna è in quadratura sia con Marte che con Mercurio. Non vi converrà parlare molto perché rischierete di essere aggressivi, quindi onde evitare di creare incidenti, cercate di stare un po' più in casa e di mettervi una scusa per stare un po' più nelle retrovie. In amore probabilmente correte il rischio, essendo molto spartani e razionali, di deludere qualcuno. Bilancia, la giornata oggi è finalmente bella e questa metà settimana si apre con un trigono della luna che vi fa brillare in società e anche essere molto seduttivi e comunicativi. Adesso pensate al riposo e pensate un po' a come conquistare una persona che vi piace. In serata novità interessanti. Scorpione, la luna ha finito di farvi dispetti, non è più in opposizione, quindi vi sentite meno presi dall'ansia. Adesso però dovrete cercare di badare ad alcune cose che riguardano la famiglia, ordinare qualche carta e soprattutto la possibilità di qualche eredità da gestire. Sagittario, luna oggi in opposizione e quindi qualche caduta di tono. Probabilmente non vi è andato giù qualcosa di qualcuno, qualche frase detta o qualche atteggiamento emotivo che vi ha infastidito. Non perdete la giornata a sragionare sulle cose, cercate invece, proprio perché è la luna più lontana da voi, di inseguire quello che è il senso più sviluppato che avete nello zodiaco, ovvero quello del viaggio e del lontano. Capricorno, luna oggi che non vi sovraccarica più e Plutone liberissimo di farsi trasportare dalle pulsioni passionali, quindi sfruttate il momento e godetevi questo trasporto sentimentale che per adesso vi pervade. Acquario, luna finalmente compatibile, oggi brillanti e di nuovo dinamici e con voglia di comunicare. I ghiacci insomma sono sciolti, anche se voi siete il più invernale dei segni e non amate l'estate, oggi è un'ottima giornata per andare al mare, socializzare e darvi un po' di tregua lavorativa. Pesci, oggi la giornata è un po' nervosa, la luna è in quadratura e quindi presuppone una revisione di tutta una serie di dinamiche importanti. Forse, nonostante gli sforzi che avete fatto, non avete ottenuto i risultati aspettati. Insistete però, perché lo sviluppo dello zodiaco è sempre un divenire. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Beh, Antena Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti scappare questa occasione. Ore di fila per ammirare alcuni dei più grandi capolavori di tutti i tempi nell'ambito dell'arte, come Amore e Psiche di Canova o L'inestimabile Gioconda di Leonardo. In una Parigi che stava emergendo dai turbolenti eventi della Rivoluzione francese, il 10 agosto del 1793 si aprì al pubblico il Muséum Central des Arts, oggi noto come il Museo del Louvre. Questo magnifico edificio, costruito in epoche diverse a partire da Francesco I fino a Luigi XIV, ospita una straordinaria collezione di opere dei grandi maestri italiani del Rinascimento e dell'età barocca. Oltre a quello di Parigi c'è un altro museo del Louvre nel mondo. È stato aperto nel 2016 ad Abu Dhabi ed è il secondo museo d'arte più grande della penisola araba. Costato oltre 600 milioni di euro, accoglie circa 1 milione di visitatori all'anno. Niente in confronto a quelli registrati a Parigi. Avete mai sentito il famoso detto "You can't have your cake and eat it too"? Che in italiano potremmo tradurre con "non si può avere una torta intera e mangiarla tutta".
Beh, in italiano abbiamo anche un'altra versione di un detto simile: non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Beh, il suo significato è chiaro: nella vita dobbiamo fare delle scelte, non è possibile ottenere tutto senza rinunciare a qualcosa. Mi raccomando, dovete fare una cosa facile. Andate su YouTube, cercate Sicilia Play e riguardate tutte le puntate dell'Almanacco. Vi vedo, eh? Il matto di oggi è Mikhail Zoshenko, un giovane soldato che si ammalò rimanendo intossicato dai gas durante la Grande Guerra. Negli anni '20 scoprì la sua passione per la scrittura e diventò un famoso autore comico e satirico. I suoi scritti ci mostrano la vita in Unione Sovietica durante il passaggio dal dominio degli zar al regime bolscevico. Leggendoli ci si diverte molto in un periodo in cui il solo fatto di ridere è considerato sospetto. Ma nel 1943 Zoshenko fu considerato un calunniatore e fu espulso dall'Unione degli Scrittori. Alla caduta in disgrazia contribuì l'idea un po' folle di pubblicare un romanzo di impostazione freudiana in un paese che aveva vietato la psicanalisi. Zoshenko visse in povertà facendo lavori occasionali, fino a una parziale riabilitazione al tempo di Khrushchev. Ci salutiamo con la frase del giorno: il primo bene di un popolo è la sua dignità. Mi raccomando, non dimenticate di esprimere un desiderio stanotte. Vi aspetto sempre qui con l'Almanacco.